vanno a prendersi le prime pietre, quelle più grosse, che si chiamano blue stones, le pietre blu, perché bagnate dall'acqua hanno un po' di riverbero sul bluastro, e le prime che piantano al centro lì le vanno a prendere a 250 km di distanza. Ma che cacchio gli passava per la testa? Perché fa tutta questa fatica? Veramente c'hai il mondo del pelve ogni giorno che sta lì con la bava e aspetta che te fai un passo falso per mangiarti. E questi qui pensavano a trasportare queste pietre che pesano tonnellate senza la ruota. Perché poi come le piramidi è sempre la storia, vabbè, ma aveva un sacco di schiavi, sempre gli schiavi, ragazzi. Le piramidi non sono state costruite con gli schiavi. Fatto sta che perché fare tutta questa fatica? Quindi se io riesco a bloccare il punto, cioè a individuare dei punti in cui il sole o gli astri costantemente si muovono, in quei punti lì, io ho inventato una cosa pazzesca. Ho inventato il tempo, cioè ho inventato l'orologio. E se voi ci pensate bene, nell'organizzazione sociale il tempo è la base di tutto. Piccolo inciso. Il 21 di dicembre e anche al solstizio estivo in Inghilterra a Stonehenge fanno dei gran festoni. Ok. Newgrange, Irlanda, lo vedete quanto grande è quella collinetta? Quella è una collinetta finta, è una collinetta costruita, artificiale, va bene? Vedete questa fessura qui, ok? Questa fessura qua è fatta da una porticina stretta e sopra c'è un'altra fessura in orizzontale, ok? Da quest'altra fessura in alto il sole il 21 dicembre di ogni anno entra dentro e proietta un raggio di luce, vedete? In fondo, dove ci sono incise, dove sono scolpite delle spirali e tutta una serie di simbologie particolari. Da questo vano, ok? Non dalla porta, dal vano entra. Quindi io costruisco una collina di questo tipo qua, così enorme, così grande, per un pochino piccolino, e ci faccio entrare il sole solo in quel giorno, che solo in quel giorno entra dentro e sbatte in fondo. Un'altra collina enorme, questa volta invece è stata completamente scolpita. Stiamo ad Abu Simbel, che è a un tiro di schioppo dal confine a sud dell'Egitto col Sudan, ok? Questa qua tra l'altro è una collina finta, perché vedete l'acqua, ok? Fino agli anni 60, dai primi 70, hanno costruito una enorme diga ad Assuan e hanno creato col Nilo un bacino idrico enorme e un sacco di paesini si sono allagati, e si sarebbe allagata anche questo complesso Ramses II. Stiamo parlando del 1300 circa avanti Cristo. Anche questa qui è stata tagliata, visto che l'acqua stava salendo, è stata tagliata pezzo per pezzo a grandi cubi ed è stata ricostruita leggermente più a monte, okay? per salvarla. E hanno cercato di mantenere lo stesso orientamento, ma hanno sbagliato rispetto agli egizi di qualche centimetro. Cioè, perché l'orientamento cosa vuol dire? Che anche qui, vediamo solo l'immagine, no, anche qui il sole entra da questo buco qua, fa tutto il corridoio con delle statue alte come questo soffitto, è stupendo sto posto qua, e illumina le due statue del faraone e di una divinità che gli sta a fianco. Quindi gli egizi l'avevano fatto perfetto. Questi qui l'hanno tagliato con una tecnologia pazzesca, hanno spostato tutto quanto sopra, però hanno sbagliato di qualche centimetro. Per dire che nel 3100 e nel 1300 a.C.
c'erano degli ingegneri. Allora, cosa succede? Questo qua è Cicenizza. In questa piramide dedicata al serpente piumato, vedete a mezzogiorno dell'equinozio qui, non del solstizio, vedete questa è la testa di un serpente, anche se non si vede bene, con la bocca aperta. I gradini disegnano, dipingono, proiettano l'ombra con il sole solamente a quell'ora di un serpente di luce, ok? Che scende in terra dal cielo ovviamente, e ovviamente porta tutta una serie di cose che vedremo quando parleremo degli orientamenti solari, del sole, dei culti del sole, eccetera eccetera. Qui siamo a Cianquillo, Perù del nord. 13 costruzioni. Se io sono qui ad osservare il sole che sorge, quindi quello lì all'est, io vedo che al solstizio estivo il sole sorge tutta a sinistra di questa struttura di 13, chiamiamoli altari. Invece al solstizio invernale tutto a destra, all'equinozio esattamente al centro. Quindi è un dispositivo per calcolare il tempo, le stagioni. Ok, come avevo promesso però, io vorrei sempre ritornare all'Italia e al Veneto per parlare di queste cose qui. Quindi qui ci stiamo avvicinando al Veneto, dal Messico dal Perù anzi abbiamo fatto un gran salto e siamo arrivati in Sardegna. Nuraghe, perché parlo di Nuraghe? Perché anche in Nuraghe si è scoperto ultimamente, stanno ormai anche gli archeologi stanno accettando il fatto che sono tutti quanti organizzati tra di loro a vista per creare una sorta di rete nel territorio dove si segna il tempo, cioè si comunica e si segna il tempo. Questo è un concetto che ritroveremo spesso nelle prossime puntate.